sono Ileana Toscano, oggi mi trovo ad Alesso e sono qui per raccontare il lavoro della mappa di comunità che è stato svolto durante l'anno 2015 per l'Ecomuseo della Val del Lago. Oggi assieme ai ragazzi del comprensorio scolastico della scuola di Alesso stiamo cercando di capire assieme che cosa vuol dire una mappa di comunità, di quali sono gli elementi che la compongono e anche di così ascoltare sia le loro impressioni ma anche di conoscere assieme quello che è stato detto dagli adulti. In particolare la mappa di comunità della Val del Lago si compone di 3 elementi principali che vanno a segnalare quali sono le presenze principali all'interno di questa valle, al cui interno c'è appunto il lago di Cavazzo o dei 3 comuni, qual è l'immaginario che la gente ha del lago e quali sono i desideri per il futuro. Tutti questi elementi compongono quella che si chiama mappa di comunità. Ciao, sono Dominic e oggi stiamo andando al lago. Ciao, io sono Caterina e sono emozionata per andare al lago. Sono vestita così gli animali non mi notano e così potrei avvistare tipo un picchio, anche i binocoli. Ciao, io sono Tommaso. Abbiamo disegnato i fuochi d'artificio che oggi non vedremo. Però li abbiamo disegnati perché in estate dal lago si vedono. Io mi chiamo Ryan e andremo al lago giù per un sentiero a vedere la natura. E andremo a vedere il lago e faremo qualche disegno e diremo le nostre idee. Vedremo tanti uccelli e tante piante. Ciao, io mi chiamo Christian e oggi sto per andare al Palar a fare una gita. Sono Nicole e oggi andremo al Palar. Faremo dei disegni e nell'acqua forse ci sarà qualche animale e penseremo a qualche miglioria per l'ambiente del Palar. Io sono Michele. Sono della classe quinta di Alesso e questo giorno andremo a vedere il centro visite al lago. Io sono Valentina e sono già stata a visitare però da fuori il centro visite con la Nautilago e sono stata anche al pontile e oggi andremo a visitarlo dentro. Buongiorno, io mi chiamo Arianna e oggi andremo a visitare il lago. Emozionata. Ciao, io sono Antonietta. Siamo venuti a visitare il lago. E anche le paperelle. Buongiorno, siamo sulla riva del lago di Cavazzo, stiamo facendo una piccola esplorazione per vedere cosa ci riserva questo lago, poi proseguiremo lungo il sentiero, vediamo se riusciamo a trovare ancora qualche cosetta che voi magari avete già illustrato e riusciamo ad averla in questo luogo, insomma ad esempio i nidi degli uccelli, le varie piattaforme dell'osservazione e tutte queste cosette. Siamo la classe terza e abbiamo fatto dei disegni in classe con 2 altri compagni che oggi sono assenti, che si chiamano Gabriele e Alessia.
Abbiamo fatto dei disegni per migliorare il lago o per abbellirlo. Sono Gabriele e ho pensato di fare una piattaforma sulla terraferma, sulla riva del lago, per osservare meglio il lago. Ho messo in cima alle piattaforme dei cannocchiali e anche degli ombrelloni per ripararsi dal sole. Io sono Eleonora e ho disegnato gli uccelli che vanno nelle casette. Ho pensato di mettere delle casette sugli alberi del lago. Mi chiamo Melissa e abbiamo fatto un disegno che è una specie di casa sull'albero con cui dopo puoi lanciarti con la corda. Mi chiamo Gioia e sotto questa piattaforma abbiamo messo un trampolino perché se scivolano in caso non si fanno male. Io mi chiamo Lisa e abbiamo fatto un parco di divertimenti con le corde che qua scivolano con le corde e la rete che si possono arrampicare. Qui ti siedi e ti lanci per di qua. Qui ti arrampichi e passi di qua. Qui ci sono delle piattaforme che dondolano, tipo le altaelene. Tu devi passare con i piedi sopra. Qui è una rete, qui ti molli giù e fai uno scivolo, tipo una specie di scivolo. Io sono Jacopo. Io Alex. Io Kevin. Abbiamo disegnato una casetta sull'albero con un ponte dove puoi andare a mangiare. Io sono Mandio. Io sono Ryan. Abbiamo fatto un tunnel che va sotto l'acqua per vedere i pesci. Io sono Beata e questo disegno l'ha fatto Tommaso. Ha disegnato una fontanella di acqua potabile per bere. Io ho fatto questo disegno con una mia compagna che oggi non c'è, ma abbiamo disegnato le aiuole e i tavoli da picnic. Io sono Sara e la mia compagna è Alessia. Ciao, io sono Manuel, adesso siamo al lago, al centro visite. Ciao, io sono Anna, siamo al centro visite al lago e ci stanno spiegando cosa c'è qua, gli attrezzi da pesca che venivano usati quando il lago era ancora pescoso. Sono Nicolas e se venite in questo centro visite potrete vedere dei vecchi attrezzi di pesca che si chiamano I galleggianti, Gli scalmi. la fiocina. Sono Federico e questo oggetto che tengo in mano è uno scalmo e serviva per tenere i remi sulle barche. Io sono Luca e questi qua sono dei galleggianti che servivano per la pesca. Ciao, io sono Michele e questa è una vanga, cioè una pala che è stata trasformata in una fiocina che ora serve per pescare delle carpe tanto grandi, che oggi non ci sono più. Qui ad Alesso vivevano almeno 10 famiglie di pesca che andavano a venderli in altri paesi. Poi a Bordano ce n'erano almeno 3 e a Interneppo probabilmente non ce n'erano proprio. Sono Giada e in questo lago pescavano le trote, le carpe, i luci e le tinche.
Vi presento Sabino Leskovic, che viveva in una famiglia benestante e lavorava nella marina mercantile e andava in giro per il mondo. Quando vedeva una pianta la portava nel parco botanico qui sul lago. Infatti, arrivando qua abbiamo visto delle piante di bambù che arrivavano dal Centro America. Allora, sono il presidente dell'Auser di Gemona, Bruno Seravalli. Abbiamo in affidamento l'apertura e chiusura di questo centro visite dell'Ecomuseo della Val del Lago e oggi abbiamo qui i ragazzi delle scuole elementari della Valle, in particolare Alesso, Trasakis e Borzano, che sono in visita per verificare quanto qui esponiamo e quanto qui si possa imparare. Quindi oltre all'orto botanico che è alle mie spalle, all'interno e all'esterno dell'Ecomuseo si possono trovare sia gli strumenti dei vecchi mestieri del territorio, sia flora, fauna e mostre relative anche al sistema lapideo di tutta la zona, dal Val Tagliamento fino ai diversi rii che confluiscono all'interno del lago. Siamo qui oggi al lago per ascoltare quello che ci dice il nostro esperto sugli animali che conosce del lago. Ho visto delle oche, dei pesci, degli uccelli. Noi bambini stiamo proponendo dei miglioramenti per il lago. Io ho pensato che possiamo fare anche un treno per fare tutto il giro del lago. Io ho pensato di fare una casetta di legno in mezzo alle canne per osservare i pesci o gli animali che erano sott'acqua. Io ho pensato di fare lo scivolo d'acqua con la piscina per migliorare il lago. Io ho pensato che ci potrebbe essere una piccola piscinetta con un scivolo d'acqua e un pochino di pesci dentro per nuotare insieme ai pesci. Io ho pensato che ci fosse un ponte di vetro per vedere bene i pesci. Vorrei fare il bagno. Ecco, così è più bella. A me piacerebbe fare tutto il giro del lago. Io vorrei avere un'altalena nel lago. Una piscina. Vorrei che nel lago sia un po' più pulito per gli esseri viventi che ci vivono. Io vorrei che ci sono tante anatre e poi che ci sia lo scivolo per fare il bagno.
Abbiamo dato il pane alle anatre e le anatre l'hanno mangiato. E anche siamo venute vicino alla riva prima. C'erano delle papere. A me mi è piaciuto fare l'esploratore. Bene, siamo in mezzo al Canneto. Ci sono diversi animaletti che abitano questo luogo, soprattutto alcuni che si chiamano cannareccione, capite che la similitudine, e la cannaiola. Costruiscono il nido in mezzo a queste canne, addirittura lo ancorano come una zattera che all'alzarsi del livello dell'acqua si alza anche il nido. Si abbassa il livello dell'acqua, si abbassa anche il nido. Così le uova rimangono sempre all'asciutto. Abbiamo giocato al parco giochi. Mi chiamo Alex e vorrei che costruiscano un po' incoventure con le case sull'albero e delle corde per arrampicarsi e le scale. Costruiscano anche dei dinosauri in gomma che muovono le zampe e aprono la bocca per fare in verso. Ciao, io mi chiamo Kattia. Mi piace il parco giochi perché gioco sullo scivolo. Io mi chiamo Amelia e con il mio gruppo abbiamo disegnato le cascate, che sono il Sierra Youth e il primo. Abbiamo pensato di aggiungere anche dei miglioramenti per la natura e per le persone che verranno. E questi miglioramenti sono l'osservatorio per gli uccelli, che serve per guardare gli uccelli senza dargli fastidio. La raccolta dei rifiuti, dove si vanno a buttare i rifiuti e dopo alcune persone vanno a portarli in discarica. Un trampolino dove potersi tuffare meglio, uno scivolo per poter andare da una cascata all'altra. Il bagnino, tipo se qualcuno ha un problema, lui osserva e lo viene ad aiutare. Io ho disegnato l'osservatorio degli uccelli, dove si possono osservare gli uccelli senza spaventarli. Io volevo disegnare il trampolino, che si poteva tuffare meglio. Io ho disegnato la teoria del bagnino, che se c'è qualche problema aiuta. Ho disegnato le cacaste. Volevo fare anche una casa dove giocano i bambini con lo scivolo. Mi chiamo Sara e con il mio gruppo abbiamo fatto questa parte del Palar. Abbiamo disegnato un ponte per le persone che possono passare. E una cabina per cambiarsi. Abbiamo messo l'ombrellone per ripararsi dal sole, il ponte per attraversare
anche quelli che hanno i problemi, la cabina per vestirsi. Abbiamo aggiunto anche il chiosco della frutta. Noi al Palar veniamo a tuffarci dal Gorg e dal primo. Qualcuno si butta anche dal secondo, che è molto più in su del primo. Il Gorg è questo qua, che sono delle rocce da dove tu puoi andare a tuffarti. Secondo me il Palar è il posto più bello dove andare a fare il bagno e tuffarsi e prendere il sole. Anche per me è il posto più bello perché si può nuotare. Anche per me il Palar è il primo posto più bello che c'è ad Alesso. E io mi tuffo qui dal Gorg e l'acqua è più alta di me. Quando ci si tuffa però si deve stare un po' attenti perché ci sono delle persone che si sono fatte male. Mi piacerebbe tuffarmi anche adesso. L'acqua cambia il colore in base all'altezza, cioè che quando l'acqua è bassa il colore dell'acqua è un po' più chiaro e quando è più alta il colore dell'acqua diventa più scuro. Mi è piaciuta molto questa avventura e questa esperienza. Spero di tornarci ancora. Magari d'estate farci il bagno? Sì, meglio. Ci troviamo al Palar e su questa cascata c'è una leggenda che una ragazza doveva andare a una festa e i suoi genitori gli hanno proibito perché doveva lavorare nel campo. E allora lei è andata a rastrellare. Praticamente lei stava rastrellando su in cima e mentre stava rastrellando è caduta e si è rotta la testa e quindi è morta. Di notte si sente per mezzo paese che lei si lamenta molto. A me mi è piaciuto molto stare al lago perché si possono dare da mangiare agli animali. A me mi piace il lago dei Tre Comuni perché possiamo andare al parco giochi e divertirci molto. Allora, a me è piaciuto il lago dei Tre Comuni perché ho visto tanti animali e perché ho visto anche lo stagno. Venite al lago perché ci possiamo divertire tanto, andare a fare i bei giri in barca e poi si possono vedere tanti animali e dargli del cibo. Io inviterei un amico perché si può andare in pedalò e si può dare da mangiare agli animali. Si può giocare e si fanno belle robe e si può anche andare in barca a vela e fare un picnic. Siamo andati al lago, siamo andati in un sentiero e abbiamo visto tanti fiori e alberi. Mi è piaciuto andare al lago perché c'erano tante viole e tanti fiori che mi piacevano. A me mi è piaciuto il lago perché c'era molta tranquillità e c'erano tanti fiori e alberi. Se ami la tranquillità puoi venire durante la settimana. Si possono vedere molte cose, si possono vedere anche delle salamandre, però devi essere fortunato. Se vuoi puoi portare anche il tuo cane, se ce l'hai naturalmente. Vedrai che si divertirà molto. Sul lago troverai sassi, fiori, alberi, papere, oche. Qui puoi ascoltare le voci della natura durante le stagioni. Lascia l'ambiente pulito, non buttare né cartacee né alcun genere di rifiuti perché sporchi l'ambiente. Io se dovessi invitare un mio amico al Palar gli dico che il Palar è un posto molto bello e si può fare
tanti tuffi. Si possono ascoltare i suoni della natura. Posso fare anche il bagno. Oggi mi è piaciuto tanto andare al Palar. Abbiamo disegnato tante belle cose. E mi è piaciuto dare da mangiare ai pesci e alle anatre. Oggi mi è piaciuto giocare al parco giochi. A me è piaciuto andare nel labirinto, quello con le canne. Oggi mi è piaciuto andare nel cannetto e ci ha raccontato il signore che i pesci sono carnivori e erbivori. Ho fatto la protezione del lago. Cioè? Non dar fastidio agli esseri viventi. Cercare di non rompere i ponti, che possono infettare l'acqua, si possono rompere con una secca. Dare molto spesso cibo agli esseri viventi, mai scappare le alghe perché alcuni pesci le mangiano, mai uccidere il lago. Vieni al lago perché c'è il parco con la carrucola e gli scivoli giganti dove ti puoi divertire. Poi puoi partecipare a corsi di vela e di canoa con la Nautilago. Lì vicino puoi sostare al camping del Val del Lago. Puoi passeggiare, percorrere e andare in giro con la bicicletta seguendo il percorso di allenamento. Puoi anche attraversare il lago con i pedalò e delle barche. Nel lago puoi anche vedere i germani reali, le oche, le tartarughe, le carpe, i lucci e le trotte. Puoi visitare il centro visite del Parco Botanico di Interneppo. A Capodanno e a Ferragosto ci sono i fuochi artificiali e in estate ci sono i concerti pop e rap. Allora, noi dopo aver fatto quella bellissima gita al lago insieme ai nostri amici della scuola primaria, ci siamo ritrovati qui a scuola innanzitutto per la fase del ricordo, cioè ricordiamo tutto quello che abbiamo visto, tutto quello che abbiamo imparato, abbiamo ascoltato la nostra guida e abbiamo cercato, riflettendo su tutto quello che abbiamo visto, di ricostruire un po' le cose che abbiamo visto al lago e anche le cose che desidereremmo fare o che venissero fatte, costruite per noi al lago, per divertirci, per andarci più spesso, per dargli una valenza ancora più importante. Abbiamo scelto di fare questa attività, questo cartellone, questo quasi plastico direi, anche con i bambini grandi, soprattutto in vista della continuità. Loro potranno ritrovare questo cartellone l'anno prossimo nella scuola primaria dove frequenteranno e così potrà continuare un po' l'attività intorno a questo nostro territorio da vedere, da esplorare, da continuare a scoprire. Cosa state facendo? Io sto disegnando la lana. Sto disegnando la papera. Cosa state facendo? Sto disegnando libellula. Sì, e questa invece? Una farfalla. Cosa state facendo? Io sto facendo la ninfea. Cosa ti piacerebbe che costruissero al lago? Un parco avventure con le corde per salire sugli alberi. Stiamo facendo le tifere. Sono come dei pannocchie.
Le tartarughe di casa non possono venire al lago perché Arduino ci ha detto che una mamma aveva 3 tartarughe piccole in un vasetto e dopo sono diventate grandi e le hanno messe nella terrina e ancora un po' più grandi e la mamma ha detto portiamole al lago e quelle 3 tartarughe hanno fatto morire tante tartarughe del lago.